Tutte queste polemiche sui vaccini, l'abbiamo vista anche alla 7, un forte dibattito, sembrano tanti i vaccini da fare, cosa che magari in altre regioni europee non esistono. Ma no, io credo che su questo tema bisogna evitare le polemiche. Noi ci occupiamo della salute dei cittadini e ci occupiamo della salute delle bambine e dei bambini. Abbiamo fatto un provvedimento legislativo che naturalmente è in discussione in Parlamento, quindi può essere modificato. Ci sono state tante richieste di modifiche che sono state fatte e noi naturalmente ascolteremo tutti, ma una cosa è indiscutibile: c'è stato un crollo dei vaccini in questo Paese, siamo sotto le percentuali che vengono richieste dall'OMS rispetto alla soglia di sicurezza. Abbiamo casi di morbillo che si stanno moltiplicando e quando ci sono bambini che muoiono di morbillo nel 2017 è un problema per il Paese. Noi dobbiamo garantire i bambini che vanno a scuola. L'obbligatorietà non è un capriccio, serve per garantire la salute delle bambine e dei bambini e naturalmente poi tutto ciò che riguarda le sanzioni, tutto ciò che riguarda una serie di altre questioni che hanno caratterizzato polemiche in questi giorni, siamo disponibilissimi a discutere, anche modificarle in Parlamento. Si sta facendo una discussione molto civile da questo punto di vista, però niente polemiche, occupiamoci soprattutto dei cittadini.